Ben ritrovati dalla redazione. Sono oltre 900 i delegati di diocesi, associazioni, movimenti e buone pratiche provenienti da tutta Italia a Trieste per la 50ª edizione della Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, che vede la presenza oggi per l'apertura pomeridiana della 5 giorni triestina del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Papa Francesco, che è stata presentata nel salone di rappresentanza della sede regionale di Piazza dell'Unità, tema attuale per quanto sta avvenendo a livello planetario, al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro. A fare gli onori di casa il vicepresidente della regione del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil. Un uomo ubriaco ha percorso oltre 10 chilometri, e siamo alla cronaca, in contromano alla guida di un'auto lungo l'autostrada 23 tra Udine Nord e Udine Sud, prima di essere fermato dalla Polstrada, che ha così evitato possibili tragedie. Il fatto è avvenuto quando al centro operativo della Polizia Stradale di Udine, che coordina i servizi sulle grandi arterie autostradali del Friuli Venezia Giulia, è giunta la segnalazione dai sensori di sicurezza ubicati lungo la rete e dalle telefonate degli utenti in transito. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato l'accaduto, lunghi minuti di terrore percorsi sulla corsia di sorpasso, sfiorando alcuni veicoli, fino a quando l'intervento della pattuglia della polizia stradale di Amaro in modalità safety car nel territorio di Treppo Grande ha fermato in sicurezza la corsa della Smart di colore grigio nei pressi dell'area di parcheggio Cormor Ovest. Al momento del controllo del conducente, un cittadino italiano, in stato confusionale, è risultato positivo alla prova etilometrica, che ha fatto registrare valori di oltre 4 volte il limite consentito. Il fronte del maltempo che ha caratterizzato il Friuli Venezia Giulia ha lasciato la regione. Pioggia e vento forte hanno provocato allagamenti, caduta di alberi, cartelli stradali, oltre allo scoperchiamento di qualche abitazione e azienda agricola. Nel complesso sono state circa un centinaio le richieste di aiuto pervenute ai centralini dei 4 comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Tirso non solo è venuto meno agli obblighi contrattuali con Friuli e quindi anche con la regione, ma non paga, ha lasciato cadere nel vuoto le aperture finalizzate a cercare una soluzione alla situazione dell'azienda. Lo hanno detto gli assessori regionali Alessia Rosolin e Sergio Emidio Bini in occasione dell'incontro svoltosi a Trieste assieme ai rappresentanti di Friulia, Confindustria Alto Adriatico e delle sigle sindacali, in cui sono stati ripercorsi gli avvenimenti che hanno portato alla situazione di crisi dello stabilimento Tirso di Muggia. I 2 esponenti della giunta regionale hanno ribadito la necessità di un impegno comune per addivenire ad una soluzione che tuteli la continuità industriale del sito di Muggia e i relativi livelli occupazionali. In questo senso la Regione continuerà a sollecitare da parte della proprietà di Tirso un atteggiamento rispettoso che non sfugga alle proprie responsabilità nei confronti dei lavoratori. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche sulla zona montana: cielo nuvoloso coperto con rovesci e temporali intermittenti durante tutta la giornata. Sulle altre zone cielo variabile con maggiore nuvolosità durante la notte, al mattino e in serata, quando saranno possibili rovesci e temporali sparsi. Temperature minime in pianura fra 16 e 18 e sulla costa fra 19 e 21, le massime ovunque fra 23 e 25 gradi centigradi. Previsioni a quella di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. Alla prossima edizione.